Negli ultimi 4 anni 3.000 giovani hanno deciso di diventare nuovi imprenditori agricoli, un lavoro duro, un settore d'impresa nel quale non mancano i rischi. Ministero e Regione Veneto però investono. Fino al 2016 il piano di sviluppo rurale del Ministero prevede uno stanziamento da 1 miliardo di euro. La Regione negli ultimi 4 anni ne ha impegnati 70 per i giovani che non devono avere paura. Oggi è uno dei settori che ha ancora le basi solide e sta creando posti di lavoro, più 10% solamente nel 2012, quindi un segnale importante. Per confrontare le idee e i progetti, studenti e giovani imprenditori si sono dati appuntamento a Veneto Agricoltura e ora avvieranno un forum di discussione chiamato Di la tua, l'ottimismo è contagioso. In un contesto agricolo come quello attuale dobbiamo guardare sia al mercato interno ma anche ad export, perché l'export in questi ultimi mesi sta dando buoni risultati. Lei lavora già? Io lavoro già, sono un imprenditore agricolo ormai da qualche anno. Lei si vede come imprenditore agricolo quindi domani? Presumibilmente sì, come imprenditore o anche come consulente per imprenditori. Ho già un'attività a casa e quindi spero di continuare. Quale settore? Primario dell'agricoltura. Al nuovo ministro, nominato in queste ore, la Regione chiede intanto di eliminare completamente la burocrazia. Per rendere compatibile la volontà dei giovani e dei meno giovani di inserirsi in questo mondo, gestire ancora il mondo dell'agricoltura senza avere un peso burocratico che a volte vale il 4% della produzione. Ho appena iniziato a sviluppare un progetto per realizzare un vigneto a metà montagna, abbiamo appena comprato i terreni. E c'è poi chi dimostra con la vita di tutti i giorni che resta anche tempo libero. Luca ha un allevamento di 50 bovini e 15 ettari di terreno da coltivare, si alza all'alba, poi scrive canzoni e con gli amici del gruppo trevigiano Los Masadores alla sera suonano dal vivo e cantano in veneto. La mia giornata, esempio oggi, parte alle 5 circa del mattino, do a mangiare gli animali, poi fino alle 7:30, 8, poi mi dedico alle coltivazioni, pranzo e pomeriggio idem, finendo la sera con animali e la sera prove. Secondo me, secondo la mia filosofia di vita, agricoltura e musica sono entrambe composte di fantasia e creatività.